La memoria di Aldo Rizzi, ci lascia degli insegnamenti precisi. Da un lato una libertà gestionale e quindi anche intellettuale di un direttore di museo. Il direttore di museo deve avere queste possibilità gestionali che lui meritò con tutte le difficoltà del caso ed ebbe quindi la possibilità di dare una veste nuova a quella che era la cultura museale e non solo museale friulana del tempo. Basti pensare alla grande mostra del Tiepolo del 1971 che sdoganò il Friuli da quello che poteva essere un ambito più provinciale e rendere proprio al Friuli una dimensione assolutamente diversa, una dimensione internazionale. La mostra del Tiepolo proprio segnò questo elemento e questa sua straordinaria capacità gestionale, perché gestire una realtà del genere vuol dire confrontarsi con mezzo mondo, dai prestiti a tutto quanto, e continuare questo percorso mettendo in rilievo tutta una serie di figure d'arte della nostra regione, confrontandole con una veste diversa, un'indagine di studio più accurata. Basti pensare alle grandi mostre del Bombelli, del Carneo, del Carlevaris, a tutta quella dimensione che il Friuli in fondo aveva conosciuto, perché ebbe anche un grande anticipatore nella figura di Someda De Marco, che era stato il direttore precedente, ma proprio riuscì, in questa impresa non facile, anche perché, si sa, ci sono poi tutta una serie di difficoltà gestionali e non solo, che riuscì a superare. Nel tempo affrontò anche dei problemi oggettivi e di notevole entità. Basti pensare al terremoto del 76. Il terremoto del 76 lo vide costretto a riorganizzare e a mettere in sicurezza le opere di un intero museo, quindi un lavoro eccezionale, e poi a restituirlo alla sua identità museale dopo quello che era stato il recupero di un manufatto importantissimo come il Castello di Udine. Lo fece ovviamente con intelligenza, con capacità, con una contezza di quello che doveva essere un percorso museale adatto, e nello stesso tempo rivelò anche in questo caso la sua capacità gestionale, perché il direttore del museo deve essere senz'altro anche un bravo storico dell'arte, ma nello stesso tempo deve essere anche il gestore di una struttura che si avvale ovviamente di tutta una serie di collaborazioni, ma anche di una capacità direzionale che, se manca, praticamente la carenza si avverte immediatamente. Una capacità che lui proprio aveva. E penso semplicemente a questa parentesi drammatica del 76 che sembrava quasi riecheggiare quella del suo predecessore durante la Seconda Guerra Mondiale, nel dover
tutelare un patrimonio enorme che poteva andare disperso. Il castello fu bombardato oltretutto, non ebbe grandi danni, ma ebbe anche questa possibilità. Per cui la memoria di Aldo Rizzi, che come giustamente ha detto la dottoressa Gransenig, tuttora è consegnata in noi attraverso i suoi scritti, che sono scritti fondanti per quanto riguarda la storia dell'arte. Non restringiamola alla storia dell'arte in Friuli, la storia dell'arte tout court, perché la sua proiezione era quella di rendere il Friuli in una dimensione che non fosse, diciamo così, provinciale e piccola, un Friuli che aveva un respiro diverso. E qui, diciamo, accanto a un grande uomo come Aldo Rizzi ci vuole anche una grande donna come la Liselotte, sì, praticamente. E il Tiepolo era l'altro amante di mio marito. Io ero sposato prima col Tiepolo e dopo con mio marito. E quindi... Però Centazzo, il sindaco negli anni 60, che voleva fare Udine conoscere in tutto il mondo, e mio marito è riuscito a conoscere, perché insomma quando l'Inghilterra è venuto e anche i Ranieri, il Papa, sono tutti venuti a Udine con mio marito, ecco. E allora ha fatto qualcosa per il Friuli, mio marito, e trascurato la moglie. Ma comunque consacrata anche lei al Tiepolo. Sì, ecco.